la posizione del governo italiano è una posizione che può essere, se ha la finalità a cui io in qualche modo tendo, auspico, può essere una buona cosa essere prudenti. A questo punto non è più un'incertezza, ma diventa una prudenza, è una prudenza diplomatica, cioè conviene allo Stato italiano mettersi a capo di una leadership di costruzione di una politica europea, cioè di costruire la politica in Europa, l'Europa politica, può farlo l'Italia. Pensate un po', e siccome è difficile che possa farlo da Roma, come luogo fisico, Roma è ovviamente il simbolo della cristianità, è difficile che si possa costruire una serie di incontri, perché non si tratta di fare il summit, si tratta di costruire delle relazioni che partono dal basso, partono dalla cultura. Noi abbiamo questo bel progetto che da tanti anni un'associazione meritoria sta continuando a portare avanti, che sono i disegni a più mani. Questa associazione racconta e fa raccontare ai bambini di vari mondi, di tutto il Mediterraneo, fa raccontare con il disegno, cioè sullo stesso disegno i bambini partecipano, per cui ognuno ha uno spicchio di disegno, un pezzo di disegno, e alla fine si vede la coralità dell'immagine. Ecco, questa diciamo, semplicità nei rapporti, dai bambini, per passare ai commercianti, per passare agli ambasciatori, per arrivare ovviamente agli alti funzionari fino ai capi di Stato. Questo è il ruolo che io penso che Venezia possa esercitare strumentalmente a favore del governo italiano. Allora il governo italiano ha fatto bene a dire pensiamoci un attimo di più, facciamo un'alleanza vera, perché andare a intervenire in Siria o nel campo bellico senza avere già un piano strategico finale e soprattutto non farlo in una grande alleanza internazionale che evidentemente deve coinvolgere anche la Russia di Putin. Non a caso io continuo a insistere che Putin deve venire a Venezia, lo inviteremo a Venezia. Noi abbiamo l'Eremitage Italia, che è una fondazione del museo dell'Eremitage di San Pietroburgo, qui a Venezia. Dobbiamo continuare e teniamo queste relazioni culturali, e queste relazioni sono quelle che ci consentono, è un filo tiepido la cultura, ma la cultura è domandarsi continuamente che cosa può cambiare. Il colto vero è una persona che continua a chiedersi le cose. Il problema non è tutto quello che sai, ognuno ha una sua competenza, alcuni sanno tantissimo, altri sanno meno, ma la persona colta è una persona che si interroga continuamente, che si fa continuamente domande, che apre continuamente a cose anche di cui magari al momento non è d'accordo, però ci ragiona, ci riflette, senza il preconcetto. Questo nasce, da lì nasce. Poi uno può sbagliare, la persona colta è una persona umile, che poi riesce anche ad accettare l'idea dell'altro o comunque a contemplare anche nel suo ragionamento quello dell'altro. Questo tema culturale Venezia lo può porre con forza, lo mette a disposizione del governo italiano, che allora sì può invitare gli altri capi di Stato, prima di tutto anche europei, a nome del governo italiano, no? La città di Venezia può mettere a disposizione un luogo, ma che è un luogo meraviglioso. Avete visto ieri sera, quelli erano tutti cittadini italiani, perché la notizia non è che la piazza San Marco era piena, la notizia era che la piazza San Marco era piena di veneziani, di persone, di mestrini, di gente di Marghera, di Zellarino. Non c'era soltanto quello che uno pensa il veneziano inteso persona che abita a Rialto, con tutto ovviamente il rispetto, ci mancherebbe, ma c'era tutto, c'era la comunità francese, c'era la comunità islamica, la comunità ebraica. Ecco, questo è il senso che a Venezia possiamo dare.